Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo su Teleeuropa Network come ogni lunedì. Oggi è lunedì, cara Stella Battaglia, 16 settembre. All'inizio delle scuole oggi. Siamo arrivati già, un in bocca al lupo ai ragazzi e agli alunni che oggi appunto per loro è stato il primo giorno di scuola. Parleremo della sconfitta interna del Cosenza. Ieri pomeriggio al San Vito Marullo, ma ci sono state tante di quelle polemiche, signori miei, ad iniziare da Sebastiano, il presidente del Pescara, che ha puntato il dito contro il terreno di gioco del Marulla. Poi molti ci hanno scritto per far sì che il presidente possa farsi sentire appunto nelle sedi opportune per il calcio di rigore. Poi faremo rivedere anche il fermo immagine, e l'arbitro di turno ieri non è stato sicuramente all'altezza della situazione, questo signor Izzillo, mi pare che si chiami Pippo Gatto, no? Sì, così di mi pare. Molfetta, no? Ma è recidivo però. Anonimo, ho letto anche del collega Criscitiello, ho letto un post veramente velenoso, schizza al vetriolo contro quest'arbitro che praticamente dice se il disegnatore vuole mandare a carte 48 una partita, manda questo signore di Molfetta. Vabbè, questo praticamente sono la parentesi di Criscitiello. Io dopo aver presentato Stella Battaglia, che ringrazio, Pippo Gatto con noi questo pomeriggio, di nuovacosenza.com, il nostro collaboratore. Grazie Pippo. E poi abbiamo Alessandro Russo. Buonasera. Grazie Alessandro, Gazzetta dello Sport. Buonasera. Poi buonasera. avremo una bella telefonata con la redazione della Gazzetta dello Sport intorno alle 16. Avremo il nostro caro amico Binda, Nicola Binda. Nicola Binda, sì. Grazie a te naturalmente, alla Gazzetta dello Sport e agli amici che ci seguono da casa. E grazie al nostro compagno di viaggi d'avventura, oggi è proprio adrenalinico come non mai, Aldo Cenna. Buon pomeriggio a tutti. Ti posso chiedere come hai visto la partita ieri a volo? Vedremo. Che cosa hai visto? Ho visto una partita non bella. Non bene, benissimo. Allora, parleremo naturalmente del pareggio del Crotone per 0-0 in casa contro la carrozzata Empoli. Ha debuttato anche Max Lopez negli ultimi 15 minuti. Il Crotone ha avuto delle belle palle gol, però non è riuscito a concretizzarle. Poi parleremo nella seconda parte della Serie C. Questo Catanzaro che si sbarazza della Sicola Leonzio per 3-1, è da solo al comando in cima alla classifica con 10 punti, in attesa del posticipo di questa sera tra il Bari e la Regina di Mimmo Toscano, partita importantissima che andrà poi in diretta su Rai Sport. Perde ai noi Stella Battaglia il Rende, la quarta sconfitta consecutiva, qualcosa a Rende si muove, non si muove, un po' di confusione, vedremo un attimino di capire quello che bolle in pentola, perché la Vibonese si è aggiudicata il derby per 3-0. Allora, dopo aver presentato gli ospiti, io direi di partire immediatamente con i risultati della Serie B, se sei d'accordo. Vogliamo partire, sì, certo. Stella? Andiamo a leggere i risultati della B. Grazie Enzo Leonetti in regia, e poi abbiamo Massimiliano Fino alla Camera. Grazie, poi Francesco Camposani alla messa in onda. Allora, andiamo a leggere i risultati di quello che è successo ieri in Serie B con la relativa classifica generale. Allora, Vai Stella, vai. Ascoli Livorno 2-0, Cittadella Trapani 2-0, Cosenza Pescara 1-2, Crotone Empoli 0-0, Perugia Juve Stabia 0-0, Pisa batte Cremonese 4-1, Pordenone Spezia 1-0, Venezia Chievo 0-2, Virtus Entella Frosinone 1-0. Il posticipo della Salernitana con il Benevento stasera alle ore 21. Ah, che bella partita, è un derby campano, poi parleremo anche di questo. Andiamo a vedere la classifica generale, allora se l'abbiamo, eccola qua. Classifica generale, vai Stella. La classifica generale di Serie B, andiamo subito a leggerla. Virtus Entella si classifica con 9 punti, segue Pisa e Perugia con 7 punti, Salernitana, Ascoli, Pordenone, Pescara con 6 punti, a seguire Empoli, Crotone con 5 punti, Benevento, Chievo 4 punti, a seguire Spezia, Venezia, Cremonese, Frosinone, Cittadella con 3 punti, chiudono la classifica Cosenza, Juve Stabia con 1 punto. No, mi pare che non chiudono la classifica, perché Livorno, ci sono Livorno e Trapani, vero, già i tifosi sono Trapani, così, già i tifosi sono così, sì. che sono praticamente avvelenatissimi per quello che è successo ieri in campo per il rigore che assolutamente non c'è lì per lì. Devo essere onesto, io ho parlato con i colleghi in tribuna stampa, nessuno ha protestato del Cosenza. Dico, poi alla fine vedendo le immagini devo dare ragione che in effetti poi vedremo anche il fermo immagine, Sciaudone non lo ha assolutamente toccato.
Primo giro partiamo con Pippo Gatto. Pippo Vai Gatto. Pippo, ho visto che sei stato abbastanza, come dire, duro, ero con te in sala stampa ieri contro Zauri, ma sto poveretto di Zauri che c'entrava? No, niente, Zauri era giusto, probabilmente stato elegante, però, nella risposta è stato elegante. l'adrenalina nel fine partita, lui è rimasto un po', non si aspettava, come dire, una domanda del genere, anche perché quello che ho sottolineato non è che abbia fatto chissà cosa, gli ho detto a me il Pescara non è piaciuto perché alla fine un solo tiro in porta ha fatto 2 gol, poi ce lo spiega per la magia del calcio come è possibile prendere un rigore e con un solo, in realtà sul mio taccuino c'è solo un tiro in porta del Pescara e ha vinto la partita. No, leggevo questa storia di Sebastiani che alla Domenica Sportiva Ne possiamo parlare dopo? di Rete 8, no, giusto di Rete 8 però a Pescara in una telefonata si lamentava del campo. Insomma, Ed ha vinto. ha vinto. Probabilmente non gli sono andati bene le critiche per l'arbitraggio di questo signore recidivo che il 15 di marzo col Cosenza a Pescara 1-1 in vantaggio ha fatto qualcosa di tutto e di più. Allora l'arbitro Un si altro chiama rigore- Illuzzi, Allora, no, eccolo qua, Illuzzi di Molfetta. Allora, che- ha rifatto la stessa sceneggiata, un altro rigore, respinta di mano in area non data. Alla fine della partita, verso il 10°, mancavano 10 minuti, un brutto fallo su Palmiero che viene catapultato nella buca, io ero lì a Pescara a guardare la partita, nella buca della panchina, l'arbitro non ha mosso ciglio, come minimo un cartellino giallo, neanche quello, e dopo, non contento, ha dato 7 minuti di recupero, da quel fallo si è scatenato il parapiglia, lì 7 minuti di recupero. Allora, se questo arbitro ha problemi, se addirittura dal 2015, quello che ho menzionato poco fa, Criscitiello ha Di scritto Sport Italia, sì. su Sport Italia ha scritto questa cosa, che questo arbitro non è come dire, all'altezza della situazione per arbitrare le gare, ma pure il designatore, vedi che hai questi precedenti. Mandi a Cosenza un signore che ha già combinato dei pasticci e ieri ha fatto un altro disastro. Adesso, al di là del fatto, come giustamente chiede mister Occhiuzzi, che è ora che arrivi la VAR in Serie B, stiamo notando come la classe arbitrale è in netto, non solo calo, di più. In Serie A su 5 partite ci sono stati 5 interventi, 5 partite diverse della VAR che hanno contraddetto gli errori arbitrali. Questo significa che c'è una classe arbitrale che effettivamente non è adeguata né all'A né alla B. Questo signore Luzzi un po' ha rovinato la gara, a mio avviso. Posso farti per il la semplice domanda, ma motivo- Sebastiano, il presidente del Pescara, in effetti cosa chiede? Risarcimento danni? Cosa chiede? No. Perché Campagnaro si è rotto, Tumminello si è rotto, e Palmieri è uscito. perché, scusa, ma quelli questa del- telefonata alla Domenica Ma Sportiva, i giocatori che del cosa vuole? Cosenza sono Highlander, no? Com'è che non sono rotti i giocatori del Cosenza? No, lui parla praticamente, poi ti farà probabilmente li ha abituati male a giocare. giocare, non lo so, perché effettivamente il terreno del San Vito ha qualche problema, lo sappiamo, ci stanno lavorando, però da lì a fare una telefonata, perché probabilmente tutto quello che è accaduto nel dopo partita al presidente Sebastiani non è andato bene, perché il presidente Sebastiani, come tutti sappiamo, è uno di quei, diciamo, personaggi importanti e influenti in Lega. Adesso mi taccio su questa cosa, anche perché preferirei non scaricare le responsabilità che ci stanno della squadra sull'arbitro. L'arbitro è stato un disastro, lo diciamo, qui mi ha messo 5, Leone gli ha messo 5, io gli avrei messo 4, perché un arbitro non può non intervenire su falli da ultimo uomo, sul contropiede del Cosenza senza neanche punirli, cioè un arbitraggio così leggero. Bene Pippo, Così grazie, cattivo. grazie, perché alle Mi 15:30 taccio, noi abbiamo una mi telefonata con Crotone, con la collega Claudia Berlingeri, che salutiamo, appunto ci parlerà di Crotone Empoli. Allora Alessandro, hai sentito quello che ha detto? Ci sono un po' di polemiche, ha lasciato un po' l'amaro in bocca questa partita, però Pippo diceva una cosa: l'arbitraggio è stato 0 tagliato, e dall'altra parte invece una prestazione sia del Cosenza che del Pescara. A me onestamente non mi è piaciuto né il Cosenza, l'ho detto ieri ad Occhiuzzi in sala stampa, né mi è piaciuto il Pescara, perché se quello è il Pescara, una squadra costruita per qualcosa di importante, il Cosenza nel momento in cui prenderà Di questo ne parlo il dopo ritmo pure io. della situazione del campionato di Serie B, la sua la potrà dire tranquillamente. Te la parola, Alessandro. Sì, che il Cosenza potesse avere una partenza ad handicap era anche prevedibile, perché il calendario è stato abbastanza negativo. Il sorteggio delle prime 4 partite per il Cosenza indica 4 squadre
che sulla carta puntano alla Serie A, quindi il Crotone, la Salernitana, il Pescara e il Benevento, tutte e quattro sono squadre costruite nell'idea di chi le ha fatte per tentare la scalata alla Serie A. Il Cosenza è una squadra sicuramente più solida dal punto di vista atletico e tecnico rispetto allo scorso anno, ma è una squadra abbastanza da rodare, ed era possibile, prevedibile che si potesse incappare in una situazione del genere, anche perché la squadra è stata costruita a step, non ha ancora il passo necessario per poter contrastare. Poi il calcio è come si può dire, è roba anche da discussioni amabili, divertenti, quello sì, quello no. È evidente che il primo calcio di rigore assegnato al Pescara, vedendo le immagini, lascia un po' di stucco, però sono situazioni che fino a quando, lo stiamo dicendo anche da questi studi da qualche tempo, a mio avviso metterla su un piano di indicare per forza l'arbitro come il colpevole non porta proprio a niente se non a farsi il sangue amaro. In Serie B come in Serie A, se tutto è organizzato in maniera capillare, la VAR è obbligatoria, punto e a capo. Il resto sono discorsi che tediano tutti e tutto. L'unico risultato che invece bisogna guardare con sospetto è che il Cosenza ha un solo punto in classifica, ne avrebbe potuto avere quantomeno 3, non dico 5, ma 3 sicuramente. Il punto con la Salernitana e il punto con il Pescara si potevano portare da noi. Il Pescara però sulla carta è una squadra che ha speso di più, costruita per vincere. Il Cosenza va rodato, l'allarme c'è, ma diciamo non è un allarme di quelli clamorosi. La classifica sarà questa, anche perché l'ambiente forse, e tutti noi, tutti quelli che discutono di Cosenza, forse una bella doccia gelata, rivedere il Cosenza ultimo, penultimo in classifica, forse è necessaria, perché sentendo le aspettative troppo pretenziose, forse si perde di vista l'obiettivo. Il Cosenza è una delle squadre che ha speso di meno sul mercato dal punto di vista dell'investimento. A mio avviso ha costruito una squadra molto solida e molto forte dal punto di vista tecnico e atletico. È una squadra che però è fatta con un certo numero di soldi, detto senza andare troppo nel dettaglio. E dunque il risultato qual è? Che se viene una squadra discreta e c'è qualche incomprensione anche nelle decisioni arbitrarie, ci sta che il Cosenza possa perdere. Ho rivisto il finale di partita, è un Cosenza un po' ingenuotto nella gestione della parte finale della partita, perché la partita è finita. Franco, tu mi insegni, queste partite sono pari, è finita, un punto a testa, il Cosenza paga anche un restyling difensivo che deve ancora assestarsi, dunque aspettiamo. E poi per quanto riguarda, prima di parlare nel dettaglio della cosa del terreno di gioco del San Vito, io francamente non vorrei fare il super partes o per forza quello che guarda le squadre tutte alla stessa maniera, però insomma, il terreno del San Vito è ancora un po' in evoluzione, diciamo un po' sub iudice. Aldo Genova, hai sentito i due colleghi, Pippo Gatto prima e Alessandro Russo dopo. Vorrei sentire la tua prima di andare a vedere gli highlights e poi ci fermeremo con il discorso sul calcio di rigore su fermi immagine. La sto dicendo dall'inizio di quando abbiamo iniziato le trasmissioni. Chi si aspettava che il Cosenza in queste 4 partite potesse fare più punti, secondo me di calcio capisce poco, perché quando si parte con 14 elementi, che si va a San Giovanni in Fiore con 14 elementi e il povero Braglia non ha la possibilità di fare un allenamento come si deve, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Quando si parte e si fa una squadra e si completa il 12 settembre, perché il 12 settembre è arrivato, mi pare, l'attaccante, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Quindi noi tifosi, io sono un tifoso, dovevamo aspettarci quello che in effetti è capitato. Che cosa è capitato? Quello che è capitato l'anno scorso. Gli errori fatti l'anno scorso, a ottobre, ne abbiamo fatti quest'anno. Che cosa le responsabilità? Certamente il povero Tingrera non c'entra assolutamente nulla. Quando tu hai un budget di quella portata devi cercare il più possibile di distrecarti, di fare l'impossibile a portare poi qualcuno a Cosenza. Chi è arrivato? Sono arrivati giocatori importanti, sì, giocatori importanti, ma vogliamo per caso chiedere ai giornalisti che sapientemente conoscono i giocatori, io non mi ci metto perché questi giocatori che sono sicuramente nomi altisonanti, sì, scusami, ma hanno giocato quanto? Sono stati infortunati quanto? Sono venuti a Cosenza in una situazione drammatica dal punto di vista del gioco che non hanno fatto l'anno scorso, degli infortuni che avevano, quindi il povero Braglia si è trovato purtroppo con elementi che ha dovuto cercare di amalgamare in pochissimi giorni.
Io pensavo che la pausa avesse portato miglioramenti, invece dobbiamo constatare. Poi diamo anche la colpa agli arbitri, ma questo non deve essere una scusante. Qui c'è un problema che il Cosenza in porta ha tirato una sola volta, l'Eurogol di Sciaudone. Altrimenti, se dobbiamo andare ad analizzare la partita come seriamente si deve fare, e io ho letto anche tanti giornali stamattina, il Cosenza non ha fatto un tiro in porta, significa che c'è qualche cosa che ancora in questo meccanismo di giocatori importanti che sono arrivati, qualcosa non funziona. Il tempo è importante, ci vorrà ancora più tempo, sicuramente ci vorrà tempo, però signori miei, trovarsi ad un punto dopo 3 partite, con 2 partite in casa, è una cosa che benissimo. Ai tifosi lo sta... E poi, un'altra cosa, e chiudo, mi dispiace una cosa. Mi dispiace che probabilmente nella prossima partita non vedremo più gli 8-10 mila spettatori, ma vedremo 5 mila spettatori. Perché? E questo è un peccato perché la gente poi quando vede giocare e perdere la propria squadra in casa in questa maniera probabilmente sta a casa e se la vede in televisione. È una mia considerazione. Questa è una tua idea, una tua considerazione. Che non ci siano 20.000 persone, però purtroppo a Cosenza mi conosco e so che quando si vince tutto è bello, quando si perde purtroppo si sta in poltrona. Anche perché il Cosenza dovrà giocare a Benevento, poi martedì dopo Benevento ci sarà la notturna alle 21 con Livorno. E Aldo, questo come diceva Stella è una tua idea, una tua considerazione. È una mia considerazione. Per carità di Dio. A Frosinone, un'altra bella trasferta. E poi si va a Frosinone, insomma, certo che il disegnatore e il sorteggio è stato dalla parte del Cosenza, dopo averci dato, come dire, lecca con lo zuccherino con le 2 partite in casa, poi ti ha dato praticamente il Pescara, ti ha dato il Benevento in trasferta, poi ti ha dato il Livorno e poi ti ha dato il Frosinone in trasferta. Signori miei, probabilmente meglio di così non poteva iniziare. Il Cosenza ha chiesto di non giocare prima in casa perché c'è un lavoro al Marulla, anche probabilmente ed è uscito fuori dall'urna, guarda caso, il derby questo. di Crotone. Benissimo. Allora, visto che avete detto la vostra, Stella, noi andiamo a vedere gli highlights di Cosenza Pescara, va bene? Grazie Enzo Leonetti, in regia. Ancora uno stop interno per il Cosenza che alla seconda gara consecutiva al San Vito Marulla dopo la sosta perde 2-1 con il Pescara degli ex Palmiero, Maniero e Scognamiglio. La squadra rossoblù, orfana di Piero Braia, appiedato dal giudice sportivo, resta a quota 1 in classifica, complice alcuni episodi arbitrali davvero discutibili. Ma andiamo con ordine perché i Lupi al pronti via davanti ad oltre 8.000 spettatori e in una calda domenica estiva cercano di impensierire gli avversari, ma Lazar prima e Canute poi non sortiscono gli effetti sperati. Alla mezz'ora però il calcio di rigore concesso dal direttore di gara agli ospiti per un presunto tocco di Sciaudone su Di Grazia cambia gli equilibri della gara con Tuminiello che dal dischetto spiazza Perina e porta in vantaggio il Pescara. La squadra di Zauri prende allora coraggio e pochi minuti più tardi spreca così l'occasione del raddoppio con Galano. I Lupi faticano a reagire fino alla ripresa quando Sciaudone, dopo alcuni tentativi a vuoto, trova il gol del pari al 24esimo con un bolide terra-aria su cui non può nulla l'estremo ospite Fiorillo. Una gioia effimera perché a tempo quasi scaduto gli ospiti trovano il sorpasso con il gol di Galano che questa volta non sbaglia. Puntamento con la vittoria rimandato anche per il Crotone che all'uscita conquista contro l'Empoli un solo punticino. La squadra pitagorica suda, sbuffa, corre, fa sua in pratica la gara ma non trova il guizzo vincente contro la formazione di Bucchi. Un dominio incontrastato che però serve a poco o nulla per le tante occasioni sprecate. Da segnalare l'esordio di Maxi Lopez nella ripresa al posto di Simi. Per il resto resta il rammarico e la delusione per un successo che avrebbe proiettato la squadra di Stroppa al secondo posto in classifica. E abbiamo visto pure il Crotone, poi dopo la pubblicità, scusami Aldo, dopo la pubblicità avremo la diretta telefonica con Claudia Berlingeri da Crotone della Gazzetta del Sud. Stella, hai visto che situazione? Ma tu come lo vedi questo Cosenza? Guarda, io penso proprio che il Cosenza a Benevento sabato si rifarà. Vedremo, no? Poi ne parleremo lunedì. Questa è l'idea di Stella. Che Dio ce te la manda veramente, sarebbe veramente una grande cosa.
Speriamo Franco, che ti arrivi questa ricordo vittoria. che abbiamo da leggere... Ah, Sebastiani, vai Sì, a leggere per con cortesia la l'informazione grafica su di Sebastiani, Sebastiani, per cortesia, perché ce lo chiedono, così possiamo rispondere. Può rispondere Pippo che ha già detto qualcosa, può rispondere anche Alessandro Russo, Sì. in attesa di andare in pubblicità. Vediamo questo presidente. Vediamo l'intervento in diretta di Sebastiani, Eccolo il là, presidente eccolo là, del il presidente Pescara. attraverso la Domenica Sportiva. Vai. Ok, vediamo un po' cosa dice. Tumminello ha avuto una distorsione al ginocchio, le sensazioni non erano buone, ma il ragazzo, che ha tanto dolore, mi ha detto di non aver avvertito le stesse sensazioni dell'altro infortunio. Speriamo bene. Purtroppo anche Palmiero ha avuto un problema al ginocchio, lo staff medico mi ha detto che potrebbe avere lo stesso danno di Balzano, quindi la lesione al collaterale, e dovrà stare fuori circa 20 giorni. Ma attendiamo la risonanza. Devo dire che il campo di Cosenza non ha aiutato e secondo me ha condizionato tanto. Sono molto arrabbiato e questa è una situazione che va avanti da tempo in quel terreno di gioco. Credo ci sia qualcosa da rivedere sui criteri di omologazione dei campi. In Serie B non va bene. Oh, e ha vinto anche. Benissimo, questa è una dichiarazione di Sebastiani, mentre io vado a leggere qualcosina, caro Alessandro, perché ci hanno scritto un sacco di tifosi, tanti tifosi. C'è l'amico Gianluca che ci scrive dicendo che il Cosenza deve farsi sentire, ha sottoscritto 4 abbonamenti, lui, suo papà e 2 nipoti per 880 euro, dice non è possibile, il Presidente deve venire da voi in trasmissione, si deve far sentire nelle sedi opportune, non è possibile Cosenza Salernitana il gol regolare annullato a Pierini, e poi dice domenica contro c'è il rigore fantasma che è stato concesso al Pescara. Io da grande tifoso quale sono pretendo che la mia società mi tuteli, si faccia sentire, ringrazio il Presidente Guarascio per quello che farà, torti abitati ne abbiamo subiti molti, eccetera eccetera. Poi parla del Pescara, la stessa cosa poi dice anche Giuseppe Tomasi, che salutiamo, dice tralasciando la partita dove il Cosenza meritava il pari, dice quello che fa più rabbia è l'arbitraggio scandaloso. Ne abbiamo parlato prima di questo signore di Molfetta, con il rigore concesso dall'arbitro al Pescara, quello legato al Cosenza, perché poi DAZN, guarda caso, in fronte, non DAZN, non ha fatto vedere, io l'ho sottolineato sul Corriere dello Sport, un mani nettissimi in aria, dopo appena 5 minuti del signor Vitturini, l'arbitro lì ha sorvolato, lì. Adesso parla chiaro, caro Alessandro, la norma sul fallo di mani, non c'è più volontarietà o meno, 7,20 non 7,20, le mani devono essere attaccate al corpo, altrimenti è calcio di rigore. Il signor Vittorino aveva le mani così, quindi ha toccato qui, non erano le 7,20 come, o no Pippo, era da orologio. proprio la luna di giorno. Era benissimo, e allora questo dice anche dicevo Tomasi, che salutiamo, Giuseppe, dice bisogna farsi sentire subito il Lega Calcio, quindi il refrain, caro Alessandro, e questi tifosi chiedono l'intervento del Presidente in Lega Calcio, che si faccia sentire, ma noi sappiamo che il Presidente sicuramente lo farà. Poi una sedia per il Presidente Guarascio qui da noi a Replay o per un rappresentante della società c'è sempre, se vuole poi venire a spiegare alla tifoseria rossoblu, a quella di Cosenza e a quella della provincia, noi siamo sempre a disposizione. Alessandro Russo, prima di andare in pubblicità. Su cosa? Su questa questione del campo la chiudiamo questa questione. No, la questione... Il fatto di farsi sentire in Lega, di avere un peso politico, questo è l'assunto dei tifosi, il peso politico della società Cosenza Calcio. Diciamo che il Cosenza una sua credibilità ce l'ha nella stanza dei bottoni. E ci mancherebbe. E il problema è poi l'episodio, nel senso questo arbitraggio o questi errori presunti arbitrari hanno condizionato sicuramente i risultati in qualche maniera. Però c'è da dire, Franco, sempre per essere molto logici, che poi se guardi il gol del 2-1 del Pescara, no? Sì. Con chi te la prendi poi? Bravo, bravo. Abbiamo preso un gol di infilata incredibile. Diciamo che gli episodi ci girano storti al Cosenza. Sicuramente gli arbitri devono tenere conto delle regole e le regole vanno osservate. Ricordo l'anno scorso ci fu uno stesso errore sia a Pescara sia in casa con Pescara. Alessandro, c'eri tu, l'anno scorso abbiamo fatto una trasmissione, un replay in cui abbiamo fatto vedere tutti praticamente i torti arbitrari nelle prime 7-8 partite. Io ricordo il gol annullato a Riccardo Maniera a Brescia, regolarissimo, uno dei tanti errori arbitrari. Diciamo che cose ce ne sono. Il gol non gol col Pescara, ce ne sono stati già pure l'anno scorso. Franco, qual è secondo me il vero messaggio di questa fase, se la guardiamo dal lato del Cosenza e della squadra, di tutto quello che succede? Che l'ambiente, la squadra, la società, l'ambiente è molto maturo. Siccome è molto maturo e molto competente, deve capire che quest'anno sarà 2 volte più difficile centrare la salvezza. Perché il Cosenza non è più una sorpresa, perché il Cosenza al momento non ha in organico, non ha
individuato un sostituto di Tutino, che lo scorso anno era la stella, il fuoriclasse di questa squadra, che tirava fuori dalle partite delle giocate che anche in maniera non visibile creano le condizioni per gli altri per andare a gol. Quindi il Cosenza in questo momento non ha una stella ed ha una necessità di tenere i piedi ben saldi a terra, perché la squadra è forte ma gli avversari non sono degli sprombati. L'abbiamo noi la stella, Eccola qua, eccola qua. Vai Stella. Chiedo scusa se ti interrompo, magari continuiamo subito dopo della pubblicità. Stella ce l'abbiamo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di replay, lunedì 16 settembre 2019. Io direi, Stella, se siamo pronti alla regia, di mettersi in contatto con la Gazzetta del Sud di Crotone per sentire la collega Claudia Berlingeri, per capire quello che è successo ieri poi a appunto... La regia è prontissima, Franco. Siamo già pronti. Hai visto? Allora, pronto? Buon pomeriggio caro Franco, buon pomeriggio a tutti. Ciao Claudia, buon pomeriggio a te, grazie per aver accettato come al solito l'invito. Allora abbiamo parlato, vogliamo introdurre anche, abbiamo parlato del Crotone, introduciamo questa partita, Max Lopez che ha giocato gli ultimi 15 minuti, questa corazzata Empoli. Allora parlami un attimino del Crotone, che sensazione hai avuto dell'Empoli, di questa squadra allenata da Mister Bucchi? Grazie. Sì, allora il Crotone c'è da dire che soprattutto nel primo tempo ha dominato in lungo e largo contro un Empoli che praticamente non si è mai visto davanti a Cordaz. Un Empoli davvero deludente a mio avviso, perché da una compagine retrocessa alla Serie A ti aspetti molto di più, anche se in questo c'è passato anche il Crotone. È chiaro che quando scendi da un campionato come quello della massima serie, poi giocatori, l'ambiente, ti devi riabituare insomma alla serie cadetta, al nuovo campionato, anche a livello mentale, non solo a livello tattico, tecnico. Al Crotone praticamente è mancato solamente il gol. Si aspettava insomma questa rete che insomma ci è andato prima vicino Benali, ci è andato vicino Barberis, Zanellato, però ieri proprio non c'era niente da fare, anzi nel finale hai rischiato anche di perderla, perché poi la Gumina stava per beffare il Crotone, per cui sicuramente Stropp a fine partita era un po' amareggiato, ma non più di tanto, perché giustamente ha detto che se queste sono le prestazioni prima o poi il risultato arriverà. Anche perché insomma alla Spezia la gara è stata perfetta, è stata vinta, per cui insomma in casa, se le formazioni non vengono a chiudersi, quando si aprono gli spazi il Crotone riesce poi a trovare il guizzo giusto. Bene l'esordio di Maxi Lopez, sì, che abbiamo visto, è davvero, non ha ancora chiaramente i 90 minuti nelle gambe, però la qualità è davvero incredibile per questo giocatore, che davvero in Serie B non è un lusso di più, per cui insomma quando troverà la condizione sicuramente sarà per il Crotone sarà un punto di forza intoccabile. Vediamo se c'è qualcuno degli ospiti, perché dobbiamo andare avanti, che abbiamo la Gazzetta dello Sport. Non so se vogliono intervenire Pippo Gatto o Aldo Cenno. Aldo, tu vuoi intervenire con la collega Claudia? Prego. Il Crotone, come abbiamo sempre detto, quest'anno sembrava che volesse fare un campionato di assestamento. Invece pare che con gli acquisti di giocatori importanti che testé lei nominava, vuol dire che è partito bene, 5 punti sono importanti. Il Crotone quest'anno secondo me è una squadra che fino all'ultimo si giocherà un posto per andare direttamente in Serie A, un mio pensiero, oppure nei playoff, nelle prime posizioni per quanto riguarda la disputa dei playoff. Quindi penso che quest'anno il Presidente abbia fatto bene, ha comprato i giocatori nei tempi giusti, li ha amalgamati e la squadra sta dando i suoi risultati. Sì, a differenza dell'anno scorso, che sono stati fatti i proclami di un pronto ritorno in Serie A, quest'anno al posto delle parole hanno parlato i fatti, perché la campagna, il mercato insomma, che ha portato avanti il Presidente, il direttore Ursino, il direttore generale Laffere Renna, figlio del Presidente Renna,
prendendo Maxi Lopez, puntando su una buonna ossatura che già c'era, prendendo Marrone, facendo rimanere Spolli, hanno mantenuto una buona intelaiatura della passata stagione, che conosce molto bene i meccanismi che vuole mister Stroppa, perché ieri davvero, non so se avete avuto modo di vedere la partita, però in campo sembrava essere una sinfonia, c'erano Zanellato, Benali, Barberis che si muovevano in un modo incredibile, c'è un feeling davvero particolare tra loro. Allora se uno saliva l'altro stava dietro ed era una mano in difesa, viceversa se l'altro andava avanti. È davvero Stroppa, io lo vedo, per fare un paragone, è come un direttore d'orchestra, quindi sì, sta facendo davvero un gran lavoro. Grazie Claudia, grazie, in bocca al lupo, perché so che il Crotone poi giocherà poi leggeremo il prossimo turno a Cremona, Cremonese che ieri sera in notturno ha perso per 4-1 a Pisa. Anche questa Cremonese deve darsi una regolata, perché ha speso tanti di quei milioni di euro, non ultimo per Ciofani e per Ceravolo lì davanti, ma ancora non riesce il signor Rastelli a trovare la quadra. Bocca al lupo al Crotone, saluti agli amici di Crotone, grazie Claudia. Grazie mille, buona continuazione. Grazie. Allora Stella, c'è una domanda per Alessandro Russo, vai. Sì, una domanda per Alessandro. Alessandro, come vedi... mi facete parlare pure a me? Sì. Siamo sul Crotone. No, altrimenti che sei venuto a fare? Sono qua in punizione. Siamo sul Crotone. Ho parlato troppo all'inizio. Il bello della diretta. No, assolutamente. Alessandro, come vedi l'argentino Max Lopez nel Crotone? Ieri in effetti è entrato nell'ultimo quarto d'ora, ma la gara finisce comunque in pareggio, quindi penso che non sia servita a nulla. No, vabbè, Maxi Lopez una volta che ingrana è un giocatore, lo ha detto anche la collega che è intervenuta prima, che c'entra veramente ben poco con la Serie B. Maxi Lopez, voglio ricordare, nonostante abbia qualche anno in più della media, è un giocatore che ha calcato scene straordinarie, dal Barcellona al Milan, alla Sampdoria, a chi ne ha più ne mette. È un giocatore che quando carburerà probabilmente sarà la pedina in più del Crotone. È un Crotone che comunque in un avvio di campionato sta dimostrando di avere, al di là di Maxi Lopez, delle qualità tattiche importanti, perché qual è il vantaggio? Che avendo confermato Stroppa la squadra si conosce alla perfezione e gioca un bel calcio. Poi per ottenere i risultati ci vorrà, quei risultati che tutti attendono a Crotone, ci sarà da attendere, anche perché la concorrenza è molto agguerrita. Poi fare acquisti roboanti sempre all'inizio non è che serva a vincere le partite facilmente. Franco ha citato prima la Cremonese, che sarà il prossimo avversario del Crotone. Ieri è incappato in una sconfitta pesantissima. Dopo che nell'ultima settimana di mercato, noi che scriviamo di mercato continuamente, ci siamo stropicciati gli occhi in un confronto con un collega molto esperto quando si parlava dei 3 centrocampisti in arrivo nelle ultime 2 giornate di mercato per la Cremonese. Nessuno ci credeva, invece sono arrivati. E gli esperti hanno detto che la Cremonese ha fatto la migliore campagna acquisti. E quindi sulla carta è così. Vabbè, ancora siamo all'inizio. Sulla carta Maxi Lopez. In testa c'è Lentella. Sulla carta, ma questo campionato è appena iniziato, Pippo, è un momento, come vediamo dire, se Pippo ci vuole dire qualcosa. Vediamo se Pippo vuole dire qualcosa sul Crotone dopo che finisci la Serie B, come tutti i campionati all'inizio magari affermano delle realtà rovesciate. È chiaro che alla lunga vedremo Empoli, Frosinone, Pescara, Crotone, Benevento, Cremonese. La Cremonese sono le squadre da battere. Vedremo. Maxi Lopez, per concludere e dare la risposta definitiva a Stella, a mio avviso quando sarà in forma sarà l'arma in più del Pippo. Crotone. Adesso voglio fare entrare a te in Alessandro. argomento, perché il nostro amico Alessandro De Rango, che salutiamo, ci ha scritto un bel post. Buon pomeriggio, complimenti per la trasmissione replay, solo che nel sentire parlare concordo con le analisi di Trinchera prima e ha sentito la volta scorsa da quello che ha detto Stefano Trinchera, Alessandro Russo dopo, Pippo eccetera, non omettendo le prestazioni deludenti della squadra, che per lui ieri è stata una prestazione deludente. Mi viene voglia di non venire più allo stadio. Vabbè, questo magari di getto, questa è l'adrenalina, purtroppo, come diceva Aldo, il tifoso è rimasto con l'amaro in bocca, come siamo rimasti del resto con l'amaro in bocca anche noi altri addetti ai lavori. Speriamo bene, ma quest'anno ci vuole davvero un miracolo. Un saluto a tutti, ad Aldo e a tutti quanti, risposta a Pippo Gatti. Quest'anno ci vuole un miracolo, Pippo? No, sì, sicuramente il campionato, lo sottolineava Alessandro, bravo, è un campionato importante. Il fatto stesso che alla terza giornata in testa c'è Lentella appena
salito, il Pisa è dietro a 7 punti, c'è 2 squadre che sono appena approvate 2 matricole, significa che ancora si stanno assestando tutte le squadre, non solo. Vedere il Frosinone con soli 3 punti, che ha perso 2 partite in casa e gli unici 3 punti li ha fatti fuori casa, qualcosa che non funziona ancora c'è. Lo stesso discorso per il Cosenza, io direi di andare un po' piano. A mio avviso ieri il Cosenza ha fatto una buona prestazione, senza spoilerare a nessuno, come si dice, fare la portata assolutamente un endorsement, si dice. Bravo, un endorsement. Assolutamente no. Teniamo presente, ieri si è visto, il Cosenza sta giocando con 11 individualità. Qual è il problema? Che Braglia, come sottolineava giustamente prima il nostro bravo Cennamo, Braglia ancora non ha avuto il tempo di lavorare sulla squadra. Se ti arrivano i 4 giocatori più importanti a una settimana praticamente alla terza giornata di campionato, tu hai fatto una preparazione che non hai assolutamente inquadrato tutti i meccanismi, 1. 2, ieri hai avuto Canutè, grandissimo giocatore, grande piede, scuola Juventus, che ovviamente è una mezzala messo a fare il play, è normale che te lo ritrovi che va a tirare in porta e non si preoccupa del gioco della squadra. Fa belle giocate, tutto quello che vuoi, ma il collettivo ancora non gira. Fermo restando il fatto che ti è arrivato Greco e Greco ha un nuovo problema che ci ha detto ieri in conferenza stampa mister Occhiuzzi, c'ha una piaga sotto un piede che probabilmente va operata, quindi significa un nuovo stop. Speriamo di no, e quindi abbiamo un problema con il play che tanto ti serviva. Non solo, ieri il gioco, non so se avete notato tutti quanti, partiva come partiva anche nelle altre partite dal piede sinistro, dalla fascia di Lazar, così come è accaduto con Legittimo 2 domeniche fa. Si impostava il gioco da quel lato lì e praticamente si provava a sfondare da un lato che poi vedeva un po' più il giocatore di esperienza, Lazar, è quello che vede molto di più la porta. A un certo punto ha fatto 3 palloni, uno stava per entrare addirittura in porta, ha dato 3 palloni in aria che non sono stati sfruttati. Però questo significa che comunque la squadra ha raccolto 7 calci d'angolo, significa che ha espresso il gioco. Però non ha fatto come ha fatto Stroppa, a un certo punto ti devi fermare, non è che puoi pretendere... questo mi piace Pippo. Ma no, ma non puoi pretendere questo che mi piace, Pippo. Sull'1-1 tutti avanti e il Cosenza stava attaccando quando ha preso il gol, era sul calcio d'angolo, c'erano gli altri 2 centrali che erano andati a aggredire la porta per il calcio d'angolo e non hanno la velocità per rientrare. Legittimo e Capela hanno fatto quello che hanno potuto, Legittimo fa la diagonale, Capela prova ad abbozzare un fuorigioco, ma abbiamo capito che quel fuorigioco gli è andato completamente male, si è infilato il giocatore del Pescara. Ma Galano ha giocato in Serie A col Bari, assolutamente. Non è che parliamo di uno che tocca palla per 90 bravo, minuti, ma guarda caso, prima che tocca te la piazza. Bravo, ma si è infilato in mezzo ai difensori, molto furbo, lui ha capito subito che poteva infilarsi in una situazione anomala, perché a quel punto 2 contro 1, di solito il difensore o fa fallo o la palla la manda via. Ieri si è provato a fare il fuorigioco, è sbagliato a mio avviso, poi ovviamente il pallone è bello perché tutti possono dire quello che vogliono, assolutamente sì, però Monaco in ritardo era a centrocampo, non ce la faceva, ovviamente Monaco non è ancora la condizione della partita, ma ha fatto una grande partita, lì non gli puoi dire assolutamente nulla. Voglio dire, il Cosenza ha molte individualità che vanno rimesse in un gioco di squadra, quindi bisogna dargli calma e tranquillità. È vero che abbiamo la partenza in salita, ma i numeri ci stanno, Rivière, Lazar, Greco, lo stesso Masciac che a me piace moltissimo. Di Greco, Pippo, l'avevamo sentita questa notizia però questo nuovi tifosi. Problemi per Braglia, assolutamente, perché abbiamo visto che bravissimo Canutè, per carità, però il suo ruolo è mezzala, non è il play. Allora, Alessandro, vogliamo sentire quello che ha detto prima l'amico Robertino Chiuzzi e poi parli tu o vuoi parlare prima? No, secondo io volevi intervenire, allora vai tu, secondo me è il momento topico dove se si lascia troppo spazio al calcio parlato si rischia subito di avviluppare il campionato del Cosenza. Qui i tifosi lo so che lo dici a me, è la classifica piange. L'analisi quale potrebbe essere, secondo me, poi magari la approfondisco dopo, che bisogna tenere palla in questa fase del campionato. Bravo. Perché se si va troppo nella metacampo avversaria si rischia di prendere una serie di schiaffi uno dietro l'altro da cui non ci svegliamo più, anche perché c'è poco da arzigogolare. Il Cosenza è completamente rinnovato, il Cosenza dell'anno scorso non esiste più, morto, caput, è un altro campionato, quindi bisogna, secondo me, risintonizzarsi
per capire come uscire dalla situazione di bassa classifica, e sarà durissima per il Cosenza. Aldo Geneme e poi Occhiuzzi, vai. Guarda, io lo ripeto, io penso che ci sono stati degli errori e vanno sottolineati, perché altrimenti facciamo violenza a noi stessi. Cioè, io vorrei fare un esempio plastico. Io avevo un asino quando avevo 12 anni. Quest'asino che faceva? Ogni volta che passava c'era un solco dell'acqua. Passava, tu avevi? Avevo un asino. avevi 12 anni? Un asino che trasportava la merda, perché ho fatto il contadino, quindi non è che mi vergogno. Quest'asino, combinazione, avevamo un solco dove ci passava l'acqua, ogni mattina che passava, quell'asino cadeva sempre in quel fosso. Io e mia madre abbiamo dovuto aggirare poi l'acqua, perché altro rischiava di rompersi, e facciamo 200 metri in più per non farlo passare a quel fosso. È un esempio classico, vuol dire che quando si commettono, quando caro Franco, la tua metafora, ho capito la tua metafora. Franco, qui c'è un problema, qui c'è stato un problema di impostazione. Si sapeva già 20 giorni fa che il calendario del Cosenza era un calendario pesante nelle prime 7-8 partite. Allora si doveva trovare il modo come dare a Braglia quando quel signore ha scritto, che non so chi, e ha scritto bene, che Braglia potrebbe essere messo sulla graticola, non ha detto male. Ma Braglia che responsabilità ha in tutto questo? Trinchera che responsabilità ha? Se il plafond dato al Trinchera è quello che è, Trinchera ha cercato di fare quello che poteva fare, ha portato giocatori ben importanti, però sono giocatori, il Greco, poveretto, ha i problemi, tutti gli altri non hanno giocato, prendere il passo. quello non ha giocato, quello infortunato. Allora vuol dire che qui c'è qualcosa che non ha funzionato. Allora, se è il pubblico è quello che soffre di più, noi soffriamo di più, perché 10.000 spettatori sono una risorsa, Franco. Quando c'è una squadra a 10.000 spettatori devi anche cercare di non pensare troppo al bilancio. Il bilancio è importantissimo, però quando nelle aziende si chiama innovazione tecnologica, si rinnova l'azienda, si rinnovano i macchinari. Qui abbiamo perso Tutino, Palmiero, Del Maco, Embalo, l'abbiamo con giocatori che sono bravissimi, i nomi. Però ci vuole il tempo, dici tu, però caro Franco, ci vuole. Braglia non può fare miracoli, qui si aspettano i miracoli di Braglia, i miracoli li fa il Padre Eterno, tenere bravo. Qui il problema è questo. Allora, se questi errori sono stati fatti e a gennaio si deve andare sul mercato, forse si spende di più rispetto a quello che si poteva spendere ad agosto, perché poi la devi riparare. Quando si ripara, poi sai che diceva Gianni Di Marzio? Il mercato non si fa a gennaio, si fa ad agosto. C'è una differenza, però ne parlavamo pure con Franco e con Pippo. Prego. Questo è il mio pensiero, ci mancherebbe. Però un'osservazione va fatta, ne parlavamo proprio giovedì con Pippo e Franco, che quest'anno, a differenza dello scorso anno, la squadra adesso è già pronta, non è più la squadra di settembre dell'anno scorso. Se tu riguardi uno per uno, sì, sono tutti giocatori in cerca di rivincita, perché il Cosenza e la comunicazione quale deve essere, che è quella che si è sempre fatta qui, bisogna essere sempre molto chiari. Il Cosenza non è né l'Empoli, né il Pescara, né il Benevento, né il Perugia, né la Cremonese. Il Cosenza ha una tattica aziendale ed economica completamente differente, e dunque il Cosenza cerca giocatori o di qualità, come fa bene Trinchera, perché avere Canutè a Cosenza è un lusso, è un giocatore di grande qualità, ma ci sono anche dei giocatori che devono rilanciarsi. Monaco si deve rilanciare, lo scorso anno non ha giocato, poi chi abbiamo? Io questo dicevo che stiamo Greco deve rilanciarsi. Riviere è come si può dire, è un'idea importante, ma che deve rilanciarsi. Caspita che è importante. Detto questo, la risorsa qual è? Do la parola a Franco, perché vedo che giustamente stiamo superando i limiti del concesso. E secondo il mio punto di vista l'area complessiva del Cosenza deve rimodularsi e rizonalizzarsi con urgenza sul campionato, perché il Cosenza non ha alcun altro obiettivo della salvezza all'ultimo secondo del campionato, perché sarà molto più difficile dell'anno scorso, non perché io voglio fare come al solito il menagramma, perché purtroppo, perché sennò sembra che scambiamo l'analisi di un giornalista per una tendenza al negativo. No, realismo, perché adesso di fronte a noi c'è una partita molto difficile, magari il Cosenza andrà benamente e vincerà, però sulla carta è una squadra importante, poi viene il Livorno, una pari grado, e poi andiamo a Frosinone, una delle favorite. Dunque bisogna mettersi nell'idea che il Cosenza dovrà lottare per riguadagnare posizioni, senza negatività, perché qualcosa c'è. È chiaro che questa squadra deve arrivare a novembre-dicembre con i più punti possibili, e probabilmente avrà bisogno di nuovo di andare a vedere cosa fare. Però la squadra cosiddetta così
A me sembra più solida dell'anno scorso. Tecnicamente bisogna vedere se certo. c'è un tutino, perché l'anno scorso poi alla fine, quando Tutino prendeva palla, andava sulla sinistra, faceva finta, controfinta, gli andavano 3 di qua, 2 entravano, andavano in porta, era facile andare a gol. Ora se non ci sarà un tutino sarà dura. Ok, allora andiamo Sono ad ascoltare. Grazie, Alessandro. Perfettamente d'accordo con te, Alessandro. Mi fai ascoltare per favore Roberto Chiuzzi, il vice di Braglia, che lo ha sostituito perché è squalificato e lo sostituirà anche nella prossima appunto trasferta di Benevento. Enzo Leonetti, gentilmente allora andiamo ad ascoltare Roberto Chiuzzi. Grazie. Forse il VAR anche in Serie B è ora che viene messo in campo e dà una mano a chi umanamente può anche sbagliare. Noi abbiamo una rosa valida, una rosa che si deve ancora amalgamare e crescere ancora di più. Tutto quello che fanno lo fanno con qualità, ma noi pretendiamo sempre di più perché abbiamo davvero stima in questi calciatori, perché sono stati calciatori cercati, e quindi per noi deve essere un crescendo, ma già da domani con rabbia a pensare a andare a Benevento a fare il risultato, perché noi abbiamo bisogno di risultati, quindi noi dobbiamo lavorare sui risultati. Ed era Roberto Chiuzzi, Stella ha detto che ha detto noi dobbiamo lavorare sui risultati. E chiaramente poi il tifoso, ci scrivono in tanti, hanno scritto anche di Braglia, ma Aldo poi a microfono spento ha carpito il pensiero, però insomma non è che si poi può mettere sulla gratifica un allenatore, per carità di Dio. Non ne voglio parlare proprio al momento perché poi stiamo scherzando, il campionato è partito solamente appena da 3 giornate, c'è stata la sosta, il Cosenza come diceva Alessandro e Pippo come diceva, è una squadra tecnicamente valida, quest'anno è valida già da metà settembre, bisogna dare il tempo a Braglia, allo staff tecnico, al gruppo di amalgamarsi, perché in effetti sono tanti giocatori nuovi. Lo diceva prima Alessandro Russo, perché il signor Greco deve rilanciarsi, un in bocca al lupo a lui per questo discorso del piede, sperando che non si debba operare. Poi c'è Monaco che non giocava da un anno. Signore, le cose bisogna dirle, quindi questo deve prendere il passo, il ritmo partita, già sta facendo delle buone cose. È chiaro che Braglia deve rivedere un po' la difesa, perché sia con la Salernitana in casa che contro il Pescara ha lasciato a desiderare. Quegli attimi di disattenzione purtroppo hanno portato gli avversari. La fase difensiva l'anno scorso è stata l'arma in più, no? Esatto. Come? È stata l'arma in più l'anno scorso, sì, la fase difensiva. Braglia che lavora benissimo sulla fase c'era Del Marco l'anno scorso, però lo dimentichiamo, ragazzi. Capito? Hai preso a mano c'è Idda, c'è Capello, c'è Schiavi, anche Schiavi. Pippo l'ha visto giocare a Schiavi. Non gioca a Schiavi. Non sta giocando, ma Pippo l'ha visto a Lecce, però. Assolutamente sì. Che impressione hai ricavato di Schiavi a Lecce? Mi è pure piaciuto. Anzi, io pensavo che addirittura lo buttasse in campo. Mi è piaciuto molto di più Schiavi nella partita di Lecce. Ecco, perciò voglio dire, deve trovare la quadra per quando riguarda il discorso della difesa. Poi in mezzo al campo Sceodone, Bruccini, Canutè, Bro, quell'altro ragazzo che è entrato ieri che ha giocato a destra, Cone del Torino, insomma l'alternativa ce l'ha. È lì che bisogna andare a rete, caro Alessandro, perché in effetti il Cosenza in 3 giornate ha messo a segno solamente un gol, quello di ieri con Sceodone. L'anno scorso è stato il peggior attacco, io mi auguro, lo chiedo a Braglia, speriamo che quest'anno non si ripeta il discorso dell'anno passato. Allora, un giro prima di andare in pubblicità, abbiamo pochi minuti, vai Pippo. Assolutamente Attacco. Avete visto Maniero ieri? Sì. Sicuramente, Maniero è lo stesso, non è cambiato niente. Molto dimagrito, l'ho visto sì, molto gli stessi pantaloncini aveva, quelli XXL. A parte, voglio dire, il Cosenza tecnicamente, anche in avanti, l'arrivo di Rivière è un salto di qualità. È un lusso, Rivière è un lusso. È un lusso, perché un Rivière in area ti permette di... è uno che scompiglia, ti fa il gioco, il lavoro che faceva Tutino. Scompiglia in area, ti ma non è, mi scrivono se un attaccante Pippo, la domanda te la posso fare, mi scrivono se un attaccante da 10-12 gol a campionato. Da quello che mi risultano è uno che è più di movimento, Alessandro. Assolutamente no? Sì, è un centravanti di manovra, è uno che va in area, che crea scompiglio, però se ha la palla la mette dentro, se gli capita l'occasione. In Serie B italiana, questo viene dalla Serie A inglese e dalla Serie A francese, scusate. Dalla non è che stiamo parlando, col Monaco l'ha portato in Serie A e l'ha difeso nella Serie A francese, non è che stiamo parlando di uno qualunque, uno che fa la differenza. Lo stesso discorso... Ci vuole un po' di tempo. Assolutamente. Devi dare il tempo all'allenatore, al tecnico di fare il suo lavoro, perché una squadra non si mette insieme dalla sera alla mattina. Certo, arrivano 3 giorni prima Rivière ti arriva 3 giorni prima della partita, viene dalla Martinica, c'è problema del fuso orario. L'abbiamo visto in campo come a Maxi Lopez, 15 minuti l'hai visto in campo, già si muoveva, già aveva creato lo scompiglio.
Mi dicono che c'è la pubblicità, come al solito quando parlo io, va bene. No, Oggi vabbè, oggi mi ha fanno parlato segnali, pochissimo. No, Dopo la si è pubblicità ripresa, ti facciamo intervenire. Diamo tempo al tecnico però, diamo tempo. Allora andiamo in pubblicità, torniamo Subito subito. dopo la telefonata con la Gazzetta dello Sport, per cortesia. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, terza parte di replay, io invito la regia di mettersi in contatto con la Gazzetta dello Sport, dovremmo avere tra poco al telefono Nicola Binda. Nel frattempo Alessandro voleva aggiungere qualcosina su questo campionato? Vai. Del fronte offensivo del Cosenza indichiamo un giocatore che bisogna attendere, non tanto per i gol, ma perché ci si aspetta molto da questo giocatore quest'anno, che è Pierini, che è un giocatore che è stato attenzionato negli ultimi anni per la massima serie ed è un giocatore di grande qualità, è un giocatore sul quale il Cosenza punta molto ed è uno degli assi portati a Cosenza dal direttore Trinchera. Quindi Pierini va atteso ed è un giocatore che ha numeri per poter dare imprevedibilità al reparto. Ieri, tra le altre cose, c'era anche Maciac che era in panchina, quindi ci sono dei giocatori che ancora non sono stati visti fino in fondo e hanno caratteristiche tecniche che possono essere utili per una squadra che deve salvarsi come il Cosenza. Grazie ad Alessandro Russo, ci dicono dalla regia che dovremmo avere la telefonata con la Gazzetta dello Sport. Nicola Binda, pronto? Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ciao Nicola, Franco Segreto, grazie per aver accettato l'invito. Qui con me c'è il collega Alessandro Russo, c'è il collega Pippo Gatto e il nostro opinionista Aldo Cennamo. Allora Nicola, dove vogliamo partire? Cosa ha detto finora questo campionato? Questa entella su in cima alla classifica, poi naturalmente daremo spazio alle calabresi, nella fattispecie Crotone e Cosenza. E la Cremonese che ieri becca un poker in quel di Pisa. Sì, c'è da dire che si conferma, magari non si confermano le previsioni sulle grandi perché c'erano 3-4 squadre che sembravano particolarmente più forti delle altre, ma ancora non le abbiamo viste, mentre abbiamo capito che ci sono tante buone squadre di una fascia media che si possono giocare la promozione o perlomeno i playoff. E quindi il fatto che non ci siano squadre di metropoli, squadre scudettate, squadre che calamitano l'attenzione tipo il Palermo, il Verona, il Bologna, il Cagliari, che abbiamo visto in questi anni, il fatto che non ci siano squadre così ha dato un po' a tutti la speranza di provarci, essendo anche tutte delle società decisamente sane che hanno potuto fare un mercato importante. Ecco il risultato di avere tanti pretendenti alla promozione. Ci sono almeno una dozzina, se non di più, squadre che hanno tutte le credenziali per potersela giocare e queste si stanno vedendo molto più, ripeto, di quelle 3-4 Cremonese, Benevento, Frosinone ed Empoli, che ancora sono un passettino indietro. Alessandro Russo, allora. Noi stavamo cercando di analizzare questo avvio, ci può stare 3 partite e un punto del Cosenza e dicevamo che forse questo è l'anno più difficile, quello di confermare la categoria, tra altre cose rivedendo per buona parte l'organico, però ci sono dei giocatori che ancora non hanno fatto vedere poco o nulla delle loro qualità, tipo Pierini, Maciac, oppure anche in mezzo al campo. Canutè ieri si è mosso bene. A tuo avviso questo può essere un anno difficile per il Cosenza proprio perché si arriva da un campionato inaspettato e positivo in rimonta lo scorso anno, adesso dato via Tutino, dato via Palmiero, confermarsi sarà difficile per Braglia? Beh, l'anno scorso il Cosenza ha fatto un'impresa, non ha fatto fuori una salvezza, perché ha fatto un'impresa perché da neopromossa non è mai stato in pericolo di retrocedere, quindi ha fatto un campionato straordinario secondo me e quindi le imprese in quanto tali non si fanno normalmente. Per fare un altro campionato così dovrebbe fare un'altra impresa, quindi non è facile. L'obiettivo immagino che sia salvarsi, in squadra ci sono molti giocatori che sono delle piccole scommesse, perché sono dei giocatori di ottima prospettiva ma che devono dimostrare il loro valore, cosa che non hanno ancora fatto completamente, che sono chiamati a farlo a Cosenza, di diventare dei calciatori protagonisti come è stato per esempio Tutino o Palmiero
L'anno scorso quelli che hai citato tu sono giocatori che hanno tutte le caratteristiche per poter diventare dei calciatori importanti, ma lo devono dimostrare. Se lo dimostreranno, il Cosenza li ringrazierà e potrà fare il suo buon campionato. Se invece queste affermazioni non arrivano, sarà difficile. Pippo Gatto e poi chiudiamo con Aldo Cenova. Vai Pippo. Parlando sempre di Cosenza, Cosenza ovviamente ha messo mano all'organico praticamente alla terza di campionato, sta rivedendo un po' il tutto e ha problemi a questo punto di amalgamare la squadra, ma stesso discorso Cremonese, Frosinone, squadre importanti che hanno lasciato punti importanti. A tuo avviso è solo un problema anche di organizzare il gioco e quindi dare tempo agli allenatori di rimettere un po', come dire, in carreggiata le squadre? Sicuramente il tempo serve, certo che se le squadre fossero tutte fatte in anticipo e non all'ultimo giorno di mercato il tempo sarebbe guadagnato, e invece tante volte quando fai il mercato negli ultimi giorni chiaramente ci vuole più tempo per avere la squadra che funziona, anche se il discorso per esempio per l'Empoli non vale, perché l'Empoli ha giocato abbastanza d'anticipo, però ancora è in ritardo, quindi un po' di tempo bisogna sempre concederlo a tutti prima di dare dei giudizi definitivi. Certo che a vedere le grandi in questo momento così in ritardo sarebbe preoccupante, però un po' di tempo ci vuole. Per esempio ieri sera ho visto Pisa-Cremonese, la Cremonese che ha fatto un grandissimo mercato, Rastelli ha fatto giocare i giocatori arrivati all'ultimo giorno tutti insieme nella prima partita, le difficoltà si sono viste tutte, è stato un po' un azzardo secondo me, quindi ci vorrà ancora del tempo. Ci sono squadre a cui ne serve di più, altre a cui ne serve di meno, però chiaramente i giudizi definitivi per darli bisogna sicuramente aspettare ancora qualche partita. Aldo Cenova per Nicola Binda. Io vorrei ritornare un attimo, non so se lei ha avuto modo di leggere le dichiarazioni del presidente del Pescara che addebita Sebastiani addebita gli infortuni muscolari ai suoi giocatori al terreno del San Vito. Quelli del Cosenza non si sono infortunati, ma è possibile che si ritorna sempre su qualcosa? È chiaro che un campo appena rizollato può anche risentire di qualcosa, ma dare la responsabilità al terreno di gioco per gli infortuni mi sembra una cosa esagerata. Dovrebbe parlare più con il suo allenatore o con i suoi preparatori atletici, secondo me. Sì, certo, il campo è uguale per tutti i giocatori, quindi non è che si fanno male solo quelli di una squadra. Quindi sono dichiarazioni che sicuramente lasciano il tempo che trovano, però è anche vero che a Cosenza sono 2 anni che c'è questo problema del campo, siamo nel 2020 e gli stadi in Italia, i terreni sono tutti di un certo livello, sarebbe bene che anche a Cosenza dopo 2 anni di Serie B questo problema venisse risolto definitivamente. Grazie. Senti, grazie. L'ultima cosa sul Crotone, Maxi Lopez, che mi dici Nicola? Maxi Lopez è stato sicuramente uno dei colpi del mercato estivo di tutta la Serie B, uno dei giocatori più attesi. Ieri ha fatto il debutto, è entrato anche abbastanza bene, avrebbe potuto anche fare gol nel finale, quindi pian piano appena in condizione è sicuramente un giocatore che può imporsi, perché insomma è vero che l'età si sente, ma con l'esperienza e lo stato fisico che mi sembra discreto, credo che Maxi Lopez in Serie D possa fare sicuramente una buona figura. Grazie a Nicola Binda per la partecipazione alla nostra replay e naturalmente buon lavoro e in bocca al lupo per il futuro. Grazie Nicola. di essere intervenuto. Grazie a voi. Allora, arrivano 1000 messaggi, vai Stella, leggine qualcuno per cortesia. Ma poi scrivono sempre a lui, questa volta hanno scritto a me. Che cosa strana. Allora, vediamo un pochino un telespettatore cosa ci comunica. Chiedo scusa, si chiama Alessandro, chiedo scusa, ma tranne qualche eccezione i terreni di gioco delle altre squadre di Serie B non mi sembrano essere migliori di quello del Marulla, eppure le squadre avversarie si lamentano solo quando giocano a Cosenza. Allora lui dice: come mai? Magari visto i trascorsi cercano di portarsi via i 3 punti senza giocare? Vogliamo parlare del campo del Livorno dove crescono le patate mentre si disputa la partita? O quello di Salerno?
E vabbè, poi questo lo dico, ci fai i complimenti per la trasmissione, che è una trasmissione attenta, con persone competenti, e poi dice certo di un futuro più roseo, sempre forza Lupi. Grazie allora, grazie. Alessandro. Dobbiamo voltare pagina, dobbiamo andare in Serie C perché Serie C è stata diciamo una domenica importante, perché il Catanzaro, battendo per 3-1 la Sicola Leonzio di mister Grieco, Auteri si è portato al primo posto in classifica con 10 punti, in attesa, dicevi Stella, del posticipo di questa sera tra Bari e la Regina di Toscano. Allora andiamo a vedere la Vibonese, come vi ho detto all'inizio, ha battuto per 3-0 il Rende nel derby, acque un po' agitate, un po' di confusione nel Rende, vedremo di capire qualcosina anche la prossima settimana. Mi pare che c'era poi una domanda anche per i nostri ospiti, Stella, che avevi preparato. Posso? Sì, vai e poi andiamo a vedere subito i risultati. Vai. Vediamo. Con la domanda. A che la vuoi fare? Grande Pippo, vai. Che oggi ha parlato poco. Pippo, perdonami, il Rende è ultima in classifica dopo 4 gare, quindi abbiamo 0 punti, insieme a Rieti. Secondo te può succedere qualcosa a livello di guida tecnica? Che bella domanda. Ho letto poco fa, leggevo sui social che pare che ci sia un vertice in Casa Rende. Sì, c'è stato anche ieri sera. C'è stato ieri, il presidente Coscarella ha visto Andreoli, ha parlato col direttore sportivo, probabilmente qualche decisione prenderanno, o gli daranno sicuramente una settimana o del tempo per verificare, anche perché insomma il Rende è pure lui intervenuto sul mercato, sono arrivati giocatori anche poco prima della partita con la Vibonese, il Rende sta puntando sui giovani, bisognerà vedere un po', Andreoli il prezzo lo paga per il semplice motivo che debutta in Serie C e il campionato di Serie C non è semplice. Allora, Enzo Leonetti, dammi subito i risultati e poi gli highlights della Serie C con l'intervista di Auteri, vediamo un attimino, grazie. Vediamo se arrivano i risultati. Stella, vai a leggere, nel frattempo se ce li hai sullo smartphone, vai. Sì, Bisceglie Potenza 0-3, okay. Casertana Rieti 6-1, Catania Viterbese 1-0, Catanzaro batte Sicola Leonzio 3-1, Paganese Virtus Francavilla 2-2, Picerno Avellino 2-3, Teramo Cavese 2-0, Ternana Monopoli 0-2, Vibonese batte Rende 3-0. E ricordiamo che stasera c'è Bari Regina? Sì, adesso andiamo a vedere la classifica generale, che ce l'aveva data prima Leonetti. Grazie, la classifica. Eccola qua. Ok, abbiamo il Catanzaro con 10 punti. Al comando, Al comando, certo. A seguire Potenza e Catania e Ternana con 9 punti. Anche l'Avellino. Anche 9 punti. Non ci dovevi scrivere l'Avellino, visto come sta nel calcio, Alessandro. Regina Casertana e Picerno con 7 punti. Bari 6, Viterbese 6, Monopoli 6. Paganese 5, Vibonese 4, Bisceglie 4, Teramo 3, Virtus Francavilla 3, Cavese 2, Sicola Leonzio 1 e chiudono la classifica Rende e Rieti con 0 punti. L'avevi detto, ok? Allora torniamo in studio, andiamo a vedere gli highlights della Serie C, poi dibattito. Grazie. Seconda vittoria consecutiva per le Aquile, che significa primato solitario in classifica. La squadra di Auteri liquida con un 3-1 la Pratica Sicola Leonzio e vola in vetta alla classifica, scavalcando la Ternana, sconfitta in casa dal Monopoli. I giallorossi, dopo un primo tempo tirato, sbloccano l'equilibrio della gara grazie a Fischnaller, poi Canuter raddoppia e Giannone dilaga. Nell'extra time gli isolani accorciano le distanze, ma i giochi sono ormai fatti. Nel derby del Razza la Vibonese rifila 3 schiaffi in faccia a Rende e sale in classifica, allontanando la zona calda. Bubas per 2 volte, poi Peterman regalano un successo importantissimo e meritato alla formazione allenata da Giacomo Modica. Il Rende invece resta fermo al palo, ancorato insieme a Rieti allo 0 in classifica. Squadra in silenzio stampa e sabato l'anticipo con il Teramo. Fanno sapere da ambienti vicini alla società biancorossa sarà l'ultima chance per il tecnico Andreoli. Ok, diceva Anna Franchino, sarà l'ultima chance per il tecnico Andreoli, sempre che sia stata data una settimana, ma il calcio poi da un momento all'altro Pippo può cambiare, si fanno già dei nomi, già sui siti specializzati, tutto C eccetera, Pippo, si fanno dei nomi, ho sentito a Genere Maurizio, ho sentito anche Nevi Orlandi, ex allenatore della Regina, ma anche della Vibonese, però diamo spazio, voglio dire, diamo fiducia ad Angelo Andreoli perché ha cambiato un po' di modulo, è partito col 4-2-3-1, è passato al 4-3-3, ieri ha giocato col 5-3-2, insomma bisogna dare il tempo anche a lui perché Celloviso sì che è un giocatore importante ed esperienza, però
però insomma, gli altri sono arrivati da pochissimi giorni, quindi sarà una partita e un banco di prova importantissimo, Pippo, contro il Teramo di Arrigoni e del signor Mungo. Che finalmente ha vinto la prima partita, a 3 punti, era a 0 punti come il Rende, insomma sarà una partita dura. Mentre chi praticamente si è messo in cima alla classifica, Alessandro, è il signor Auteri. Vogliamo andarlo a sentire da Auteri, poi ti do la linea e parola? Grazie, Auteri. Ne prendiamo atto, ma voglio dire, ne prendiamo atto, se cambia, ci deve cambiare chissà che cosa. Dobbiamo sempre avere la capacità di fare analisi su quello che abbiamo fatto e quindi sulla partita di oggi. È stata come me l'aspettavo, ostica, difficile, la Sicula ha scelto di chiudersi negli ultimi 30 metri e di non concedere neanche possibilità di break, perché spesso hanno giocato su scardine e poi dopo sulle scame, quindi sono partite in cui non è facile stanare l'avversario. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi, in alcuni momenti bene, in alcuni momenti meno bene, però sempre con perentorietà e sempre con l'atteggiamento giusto, sempre con l'atteggiamento sicuro, equilibrato. Abbiamo avuto pazienza e siamo stati premiati. Abbiamo avuto pazienza, dice Auteri, siamo stati premiati. È una buona squadra questo Catanzaro, insieme al Catania, insieme al Bari. Io stasera sono curioso, spero di guardarla stasera questo Bari Regina. Sì, bella partita. Il Catanzaro vive sulla continuità, anche sull'aver rafforzato la rosa, quindi parte avvantaggiata e quindi la gestione del primo posto ci può stare, nel senso che è una squadra che se la trovi al primo posto non ti sorprendi. Perché ti sorprendi? Non devi sorprenderti assolutamente, perché ha le caratteristiche per rimanerci. Regina, Bari e poi un outsider potranno contendere il primato al Catanzaro, che è partito bene e sta continuando sulla falsariga. Aldo, dimmi qualcosina del Rende, perché so che tu le vicende di Casarente le vivi quasi giornalmente, dimmi qualcosa. Ma guarda, in questo 0 momento punti, 4 credo che partite, il Rende insomma. stia vivendo anche una situazione molto difficile, anche perché, come diceva Pippo, mi pare che i giocatori stanno arrivando anche lì alla spicciolata, quindi è una situazione un pochino particolare. Io lo conosco bene, Andreoli, siamo paesani, lui è di Fuscaldo come me, mi dispiace che ha trovato 4 giornate dove non ha fatto neanche un punto, ma penso che onestamente trovarsi in questa situazione ed essere messo sulla graticola quando la squadra ancora è stata ed è incompleta mi sembra un po' esagerato, però nel calcio ci sta tutto, poi a pagare sempre è l'allenatore, lui mi auguro che rimanga questa settimana, in questa settimana possono succedere tante cose e riesce poi alla fine a superare questo momento difficile. Che per quanto riguarda invece la classifica che c'è il Catanzaro, penso che il Catanzaro... Della Regina, volevo capire di questo Bari Regina, che è una partita importantissima. Guarda Franco, io stasera bisogna assolutamente vedere questa partita importante, però penso che il Catanzaro, la Regina e il Bari giocheranno il primo posto in questo campionato di Serie C, perché è una Serie C molto molto interessante ed importante. Poi ci può essere l'outsider, quello che vogliamo, però in questo momento queste 3 squadre svettano sulle altre e stasera vedremo quale sarà la rivale del Catanzaro, se a parità di punti la Regina si mette al passo del Catanzaro, oppure il Bari va a 9 punti perché c'ha 6 punti, la Regina ha 7 punti, quindi è una classifica importante, è una partita importante. Speriamo che la Regina riesca a superare questo scoglio. Ok, allora ci scrivono ancora in tante, abbiamo un fermo immagine, Pippo, lo vogliamo spiegare? Me lo fate vedere di nuovo il fermo immagine, per cortesia, di Grazia Sciaudone? Eccolo qua, ce lo chiedono in tanti. Alessandro, Pippo, allora che succede? Di Grazia doveva essere secondo me ammonito per simulazione o no? Cosa dire? Senza dare il calcio di rigore. Il movimento si deve vedere sempre, però in ogni caso così sembra che non c'è nessun Pippo, tocco. tu che dici da questo fermo immagine? Assolutamente, Sciaudone sta arrivando in corsa, c'ha la gamba d'appoggio lì, lui sembra che arzigogola a destra e a sinistra, quasi a cercare guardate, vorrei vedere, scusami, se tu lo vedi in movimento, bravo, vedi che lui si arzigogola a destra e a sinistra. Pippo, guardate per cortesia posso vedere, scusa, dalla parte destra di Sciaudone che frena, guardate i muscoli, se era possibile, i tendini del ginocchio lì sopra della coscia in basso, ha frenato Sciaudone. Non so se era possibile vedere l'arbitro, però in che posizione era.
L'arbitro vede sicuramente è in malafede. No, però vede il tuffo, è ingannato. Dove si trovava? Aldo, ma io te lo dico sempre, Aldo, non sono mai in malafede. Per me è malafede, Franco. Te ne assumi la responsabilità. Come i giocatori. Perché assumi la responsabilità perché stai dicendo sempre che gli arbitri sono in malafede. Per me l'arbitro è in malafede. Gli arbitri sbagliano come i giocatori. Io mi dissocio. È chiaro. Io mi dissocio perché io sono un... Fai bene, nella mia posizione. Io sono un addetto ai lavori, non posso dire che l'arbitro è in malafede. Per me, perché un arbitro che più volte col Cosenza ha reagito in questo modo è in malafede. Benissimo. Oppure ha dei limiti evidenti. Ha dei limiti, bravo, per me ha dei limiti. Fa degli errori grandi. Ha detto che questo ha problemi, quindi se ha problemi è in malafede. Franco, scusami, l'italiano è italiano. Senti... No, non ho detto che è malafede. Allora, ha problemi. No, che tecnicamente non è da Serie B. Ma quindi ha problemi, non è da Serie B, quindi è la stessa cosa. Stella, scusami, vogliamo andare per cortesia a vedere il prossimo turno, così tagliamo la testa. Sì, della Serie B. Andiamo al prossimo turno della Serie B, Enzo, grazie. Allora, abbiamo sabato, ecco qui, abbiamo venerdì 20 settembre Frosinone-Venezia che giocherà... Frosinone-Venezia si giocherà in anticipo e lo diciamo subito che andrà su Rai Sport con inizio alle ore 20:45. Ok. Poi? Sabato 21 settembre Benevento Cosenza, Cremonese Crotone. Alle ore 15 mi pare, no? Sì, le voglio dire tutte poi, allora Cremonese Crotone, Empoli Cittadella, Juve Stabia Ascoli, Livorno Pordenone, Pescara Virtus Entella, tutte quante alle ore 15. Abbiamo anche alle ore 15 Spezia Perugia. Poi lo spezzatino. Poi abbiamo Chievo Pisa alle 18 e domenica 22 settembre Trapani Salernitana. E allora lasciamo la grafica così, per cortesia la videata, partiamo subito da Pippo, Benevento Cosenza, Cremonese Crotone, che sono diciamo le partite che interessano le calabresi naturalmente, e poi qual è secondo te l'altra partita clou della giornata? C'è un Pescara Entella che non è male, una verifica per capire se questo Pescara, che io ho visto non proprio così tanto bene, con l'Entella che si trova in testa alla classifica, cosa ne esce fuori? L'Entella al momento è la squadra penso più in forma, anche perché ha ritoccato il giusto, aveva un organico già di Serie C che camminava, no? E quando la squadra cammini sull'abbrivio dell'anno precedente è normale che poi metti quello che serve nel posto giusto. E poi Cremonese Crotone non è male come partita, assolutamente due squadre che ambiscono alla massima serie, sarà come quella con l'Empoli ieri, insomma sarà una bella partita anche questa qui. Torniamo in studio, allora Alessandro Russo, vogliamo partire da questo Benevento che stasera deve giocare contro la Salernitana, sì, tra le altre cose. Diciamo che è una partita... Dobbiamo dividerci tra Salernitana e Benevento in TV e vari regine. Ce n'è per tutti i gusti. Certo, la partita del Cosenza a Benevento non è proprio facilissima, queste hanno grande qualità, però il calcio va giocato, le partite vanno giocate, il Cosenza certamente non può fare sconti. Poi quando il Cosenza, lo scorso anno il Cosenza di Braia veniva dato per morto, pronti via, si rialzava. Vero. Il Cosenza non è morto né è moribondo, ha perso 2 partite di fila in casa, che è una brutta notizia, però la partita di Benevento è la classica gara dalla quale si può tirare fuori una grande prestazione e un risultato che possa ridare fiato alla tranquillità dell'ambiente rossoblù. Sentiamo allora Aldo Cennamo sia sul Cosenza che su questa Cremonese, poi voglio sentire anche Alessandro per riallacciarmi alle parole del collega Nicola Binde che ha detto che la Cremonese forse Rastelli ha sbagliato a mettere tutti gli acquisti, i calibri, i grossi calibri, diciamo a buttarli nella mischia dal primo minuto. Beh, è una partita sicuramente... Ieri a Pisa ne ha beccato 4. È difficile la partita, però il Cosenza ha una settimana in più per mettere in campo anche i giocatori che probabilmente stanno in panchina perché hanno piccoli problemi e via dicendo, quindi l'amalgama va sempre di più prendendo corpo e questo potrebbe essere... Poi io penso che il Cosenza con questo modulo di gioco probabilmente si esprimerà meglio fuori casa che in casa in questa fase, quindi a Benevento io non credo che a Benevento il Cosenza andrà a perdere la partita, io penso che il Cosenza a Benevento farà un buon risultato e potrebbe essere veramente quella cosa che serve a tutti per prendere morale
mentale per superare questo momento difficile che è giustamente, come dice Alessandro, nei momenti più difficili, nei momenti cruciali, nei momenti di grande cosa, il Cosenza tira fuori l'artiglie come fa Braglia, perché Braglia è uno che non ci sta a perdere. Sicuramente ieri qualcuno mi diceva che dopo la partita negli spogliatoi qualcosa è avvenuto tra lui e il direttore sportivo, c'è stato uno scambio di idee molto forte, perché probabilmente Braglia queste partite non li vuole perdere. Adesso solo lui sa queste cose. Non li vuole perdere queste partite. Solo Aldo Cennomo sa queste cose, Pippo, dai. uno scambio di idee, eccetera. Vabbè, lui è informatore evidentemente. Mamma mia, ha ragazzi. qualche pulce infilata Anzi, da per qualche quello che ho parte. detto prima, mi scrivono dei Ancora? tifosi. Sì, mi potete indicare per favore il link dove ha scritto Crascitello sul rigore contro il Cosenza? Glielo manda Pippo. Te lo manda Pippo e poi glielo giri tu, dai. Rispondi tu al mio commento. Ok, sono problemi privati questi qua che poi ci vediamo tra di noi. No, hanno ascoltato quello che ha detto Aldo, per questo. Sì. Allora, invece io volevo intervenire sul Crotone, perché siamo in chiusura, mancano pochissimi minuti. Su questa Cremonese che è in crisi, io direi una squadra in crisi, perché se vai a Pisa, che è una neopromossa, becchi 4 gol, signori miei, con una squadra con la S maiuscola, con davanti Ciofani e Ceravolo, beh, a quel punto insomma c'è da pensare, o no? Ti do 30 secondi a te, 30 secondi a ciascuno, dai, stiamo per chiudere. Cremonese Crotone, guarda, io penso che il Crotone va a Cremona e vince la partita. Pippo, che vuoi sapere? Voglio sapere un pronostico su Benevento Cosenza e su Cremonese Crotone. A lui 3 secondi. No, posso dirti che io sicuramente venerdì ne parlerò qui su TEN alle 12.30, in replica alle 19.30 in anteprima sport, e vi parlerò di tutto quanto il prossimo turno. Però la Cremonese. Alessandro, chiudere? Ma la Cremonese ha investito in maniera robusta sul mercato. 3 centrocampisti arrivati proprio sul finale, Valzania, Gustafsson, insomma c'è tanta roba. Cosenza l'hai detto prima? Dal Cosenza hai detto prima? La partita Cremonese-Crotone è una partita bella, classica partita di B, dove il Crotone venderà cara la pelle, la Cremonese vorrà far vedere, insomma può succedere di tutto. Benissimo, e allora in bocca al lupo alle squadre calabresi, sia al Cosenza che al Crotone per quanto riguarda la Serie B, che alle altre che giocano appunto in Serie C. Grazie a Pippo Gatto per questa trasmissione di oggi, 16 settembre 2019, grazie Pippo. Grazie a voi, ci vediamo venerdì, mi raccomando, non mancate. Grazie ad Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport e grazie al nostro compagno di viaggio ed avventura Aldo Cennomo. Grazie a Stella Battaglia. Arrivederci al prossimo lunedì.